Terzo mandato, la partita sembrava chiusa, invece nell'ultimo giorno utile i senatori veneti della Lega presentano un emendamento in Commissione Affari Costituzionali. I tempi tecnici ci sono, serve la volontà politica, dicono. Venezia si prepara a rafforzare i dispositivi di sicurezza in vista della 3 giorni del matrimonio di Jeff Bezos. Mentre la polemica arriva in Parlamento, sabato annunciati 4 presidi di protesta. Non l'ergastolo ma 28 anni di carcere, questa è la richiesta della procura per il killer di Vanessa Ballana. Riconosciute le attenuanti, ha chiesto scuse e vuole risarcire la famiglia. Sbaglia a inserire il denaro per fare benzina e il carburante non esce, 70enne colpisce la colonnina self-service con una mazza da baseball, è accaduto a Montebelluna. Una rissa a sassate tra magrebini nel cuore del centro storico di Padova è accaduto poco dopo mezzogiorno, in 3 sono finiti all'ospedale. Guerra, Israele-Iran, rischio attentati per le basi militari USA, sorvegliate speciali, le preoccupazioni dei vicentini per la situazione in città. Si stimano dai 3 ai 4.000 iscritti al primo semestre di medicina, il cosiddetto semestre filtro. Abbiamo incontrato il preside della scuola di medicina di Padova per capire che impatto avranno questi numeri sulla didattica. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. I temi della politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Di politica si parlerà a Ring questa sera con Ferdinando Avarino a partire dalle 21 e sulla politica verte il sondaggio. Vi chiediamo questo, regionali, tra chi sarà la sfida, tra Speranzon e il centro-sinistra o tra Stefani e il centro-sinistra, quindi tra Speranzon, che come sapete è un rappresentante di Fratelli d'Italia, senatore, e il centrosinistra, oppure Stefani, che è segretario regionale della Lega Liga e il candidato presidente di centrosinistra. I numeri sono quelli che vedete in verde: Speranzon centrosinistra 0422 1626 691, Stefani centrosinistra 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita, all'esito questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. E sulla scena politica irrompe una novità dell'ultima ora, perché è stato presentato un emendamento al photo finish, un emendamento della Lega proprio per consentire il terzo mandato ai presidenti di regione. Si è fatto nel pomeriggio di oggi, la Lega ha presentato questo nuovo emendamento in Commissione Affari Costituzionali al Senato. I tempi tecnici ci sono, ma serve la volontà politica, dice la senatrice leghista vicentina Erika Stefani. Ricordo sempre che a volte la politica è anche la gestione dell'arte dell'impossibile. Se si vuole si ottiene, perché i meccanismi ci sono, i tempi ci sono, il contenitore è anche corretto. È chiaro che questa è una proposta che proviene dalla Lega e chiaramente poi la discussione non viene fatta insomma, a livello di vertici. Insomma, se c'è la volontà politica si può fare. Questo fa intendere la senatrice vicentina Erika Stefani, dopo aver presentato con i colleghi veneti a Palazzo Madama un emendamento per superare il blocco del terzo mandato per i presidenti di regione, che in Veneto significa solo e soltanto una cosa: consentire la rielezione di Luca Zaia. Un vero e proprio blitz in zona Cesarini nell'ultimo giorno utile per il deposito delle modifiche legislative al cosiddetto DDL consiglieri, attualmente in Commissione Affari Costituzionali. Giovedì mattina potrebbe esserci già una prima scrematura e discussione. Bisogna sempre crederci, bisogna sempre credere bisogna sempre avere fermo quello che è il proprio anche obiettivo o anche le proprie speranze. Poi chiaramente non credo che ci sia nessun problema a trovare comunque delle soluzioni. A questo punto si capirà quanto effettive siano le aperture arrivate recentemente dagli alleati di Fratelli d'Italia su tutti Giovanni Donzelli e il ministro Francesco Lollobrigida. Lega Veneta le grandi manovre a Roma, mentre a Palazzo Balbi si resta almeno ufficialmente alla finestra. Se devo essere sincero, voi non ci credete, lo so che continuate a non crederci, io non sto seguendo questa partita, voglio essere sincero
nuovamente a dirvi, me lo dici te che stanno presentando l'emendamento, quindi non lo so. Di provocazione della Lega parla il Partito Democratico. Soltanto poche ore prima il segretario Dem Veneto Andrea Martella aveva usato queste parole ospite della nostra edizione del Mezzogiorno. Questa assurda telenovela del terzo mandato, il quarto per Zaia. Si va quindi alla conta, con quali conseguenze per la tenuta complessiva del centrodestra veneto, tutte da valutare. Avete visto Zaia e sentito Zaia rispondere sul terzo mandato, su questo nuovo emendamento a Palazzo Balbi, e a Palazzo Balbi questa mattina il governatore ha fatto il punto sulla pedemontana veneta, sul traffico, in particolare quello pesante sulla superstrada pedemontana veneta, dove oramai si sono superati gli 80.000 passaggi di veicoli al giorno. Questa è un'infrastruttura che oggi dà dei buoni risultati, ha un incremento importante di veicoli e senza entrare nei dati tecnici ha avuto un incremento nell'ultimo anno del 18% di traffico che oggi cuba più o meno 83.000 veicoli al giorno, che non sono poca cosa se consideriamo che ci sono infrastrutture nate 40-50 anni fa anche in Veneto che fanno meno traffico. Con l'interconnessione alla Brescia-Padova, da maggio dell'anno scorso il traffico sulla pedemontana è aumentato del 18% rispetto al gennaio 2023 del 144%. È una difesa del valore strategico che questa infrastruttura rappresenta per il territorio produttivo del Veneto, quella che intendono dimostrare i numeri alla mano presidente e vicepresidente della regione Luca Zaia ed Elisa De Berti. Il dato positivo per togliere di mezzo le polemiche è che sicuramente la pedemontana è un'infrastruttura che serve perché sta dando delle soddisfazioni. È stata costruita nella zona più industrializzata del Veneto per dare una risposta anche alle necessità delle aziende e dei mezzi pesanti di potersi muovere in sicurezza, inquinando meno e arrivando più velocemente ovviamente a destinazione. Il traffico pesante sta crescendo molto di più rispetto alle previsioni. Lo scorso 20 giugno la pedemontana ha raggiunto gli 84.447 passaggi al giorno con un introito di 525.300 euro, di cui oltre il 40% generato dal traffico pesante. Sta funzionando anche lo sconto del 60% sul pedaggio per i veicoli leggeri dotati di telepedaggio, introdotto lo scorso 10 marzo a chi percorre fino a 2 tratte giornaliere da 25 km ciascuna. C'è un incremento generale sostanzialmente su tutta l'infrastruttura del 35%, siamo arrivati anche a un incremento dei mezzi leggeri dal lunedì al venerdì del 35%, però ci sono delle tratte che danno soddisfazione, vanno oltre il 40%, o Breganze e Valle Agno che dà oltre il 74% di incremento di mezzi leggeri. La superstrada e i suoi costi sono diventati argomento di dibattito e di polemica politica in Consiglio regionale, probabilmente anche uno dei temi che saranno affrontati nel corso della prossima campagna elettorale. Stiamo vedendo un incremento che è pauroso, se valutiamo questo incremento dal primo giorno ad oggi è del 141%, se lo valutiamo nell'ultimo anno 18%. Perché continuano ad esserci così tante polemiche allora? È diventato uno dei temi importanti anche in Consiglio regionale. Io onestamente non le vedo le tante polemiche, diciamo che sono pochi che fanno tanta polemica, visto e considerato che i cittadini sono felici di questa infrastruttura e penso che il dato sia praticamente dimostrabile nel momento in cui hai 83.000 auto al giorno che ci vanno, vuol dire che qualcuno la percorre la pedemontana, altrimenti sarebbero tutti sulla viabilità ordinaria. Considerare 40 milioni all'anno ad oggi, che probabilmente diminuiranno, un buco nero, insomma, sfido chiunque a fare un'infrastruttura di questo tipo e a spendere meno di 40 milioni. Interviene a gamba tesa Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, che dice che per evitare ulteriori esborsi pubblici dai pedaggi dovrebbero arrivare almeno 2 milioni di euro al mese in più. Mi sembra, dice Camani, che alla luce dei numeri forniti oggi da Zaia e De Berti relativi agli effetti dell'introduzione dei pedaggi non ci siamo proprio. Il tutto assume le sembianze di un macigno destinato ad appesantire un bilancio 2026 che già da solo sarà da lacrime e sangue. Da mesi chiediamo una seduta di commissione per vedere i numeri veri, confronto che ci viene negato. Si chiede Camani cosa hanno da nascondere. Insomma, la polemica è servita ed è servita anche a livello non solo veneto ma nazionale e internazionale in vista del matrimonio dell'anno, quello di Jeff Bezos in Laguna. Venezia si prepara a rafforzare i dispositivi di sicurezza.
Mentre aumenta la frequenza di jet privati e aerotaxi in atterraggio al Marco Polo, imbarcazioni di lusso gettano gli ormeggi in laguna come il mega yacht da 122 metri del miliardario americano Shahid Khan. Sono le avanguardie di aria e di mare dei circa 200 ospiti invitati alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un esercito di celebrità protagonista di 3 giorni di festeggiamenti dal 26 al 28 giugno che sono diventati un caso internazionale. La presenza di ospiti come Ivanka e Donald Trump Jr. innanzitutto costituiscono motivo di particolari precauzioni in ottica di sicurezza e in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico ha fatto il punto della situazione con i responsabili di tutte le forze dell'ordine. Oltre alle manifestazioni di dissenso locale, preoccupa l'aggravarsi delle tensioni internazionali dopo il bombardamento americano in Iran. Bezos mi risulta che faccia questo matrimonio che costerà dagli ultimi conti che ho visto fare 40-48 milioni, ma porterà anche una visibilità, una promozione del nostro contesto, che è una promozione internazionale. Qualcuno si è preso la briga di dire che vale circa 2 miliardi e mezzo, vale più di 5 Super Bowl americani. A questo punto sorge spontanea, diceva quel signore la domanda, ma a che pro, visto considerato che Venezia è piena di turisti? Al pro che comunque è una comunicazione internazionale, ma soprattutto ricordiamoci che anche quello che è la promozione è una promozione che io spero intercetti ad esempio molta filantropia a livello internazionale. Non tutti la vedono così. Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa al ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul robusto apparato di sicurezza che dovrebbe blindare Venezia durante i festeggiamenti. Ricordando che Amazon è sottoposta ad indagini per sfruttamento dei lavoratori, Angelo Bonelli ha parlato di una città comprata per 3 giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso. Secondo Fratelli d'Italia, invece, Piantedosi non dovrebbe riferire in aula su questo argomento perché il ministro dell'Interno non è un organizzatore di matrimoni e ogni giorno ci sono manifestazioni che bloccano strade e attività economiche senza che nessuno chieda informative urgenti alla Camera. A continuare così, immagino che qualche altro VIP che vede tutta sta scena dirà, visto che dobbiamo sposarci, dobbiamo fare i 18 anni della figlia o del figlio, sto giro andiamo a Saint-Tropez, andremo a Parigi, andremo da qualche altra parte, a Monte Carlo. A me non sembra una bella soluzione questa. Di certo non abbiamo incentivato i futuri eventi, così li deprimiamo. Dopo le azioni degli ultimi giorni, sabato sono annunciate non una ma 4 manifestazioni, o meglio 4 presidi via acqua e via terra, con musica e interventi e allestimenti organizzati dal collettivo veneziano No Space for Bezos, sul ponte Niccolò Pasqualigo in Strada Nova, nelle fondamenta Santa Caterina, della Misericordia e dell'Abbazia. I partecipanti sono consigliati di portare gonfiabili, strumenti musicali e in caso costume da bagno con maschera e boccaglio. La cronaca giudiziaria questa mattina in tribunale a Treviso, la requisitoria dell'accusa contro l'omicida di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese Pio X, lo ricorderete, assassinata nella sua abitazione la mattina del 19 dicembre del 2023. Chiesti dal PM Michele Permunian 28 anni e 9.000 euro di multa. 28 anni di carcere e 9.000 euro di multa. È questa la richiesta del pubblico ministero Michele Permunian per l'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Riese Pio X il 19 dicembre del 2023 da Bujar Fandai, 40enne artigiano di origine kosovara con cui aveva avuto una relazione. 24 anni sono quelli di prassi per omicidio, a cui si aggiungono i reati di revenge porn, porto d'arma e violazione di domicilio. Ma all'assassino sono state riconosciute anche alcune attenuanti, tra cui l'aver chiesto scusa alle famiglie e l'essersi reso disponibile a risarcire i parenti della vittima, motivo per il quale non è stato chiesto l'ergastolo. Le parti civili, la famiglia della Ballan, Nicola Scapinello il compagno e il figlio piccolo di Vanessa, assistiti dagli avvocati Eva Baggio e Simone Guglielmin, hanno chiesto un risarcimento per oltre 3 milioni di euro. Nel corso dell'arringa, durata quasi 3 ore, Permunian ha ripercorso le tappe della storia iniziata nel 2022 fra Vanessa e Bujar e soprattutto ha letto in aula alcuni degli innumerevoli messaggi minacciosi e intimidatori che il kosovaro ha inviato a Vanessa. In molti la minaccia di morte e in altri afferma che si toglierà lui stesso la vita. Messaggi che spaventarono Vanessa al punto da continuare la relazione, anche se con tentativi sempre più frequenti di interromperla. Un omicidio che secondo il pubblico ministero fu premeditato non solo per le chat tra l'assassino e la vittima, ma anche per quelle intrattenute con i suoi familiari e per il modus operandi. Bujar infatti andò quella mattina a casa di Vanessa in bici, sfuggendo
sfuggendo così al controllo del targa system e portando tutto il materiale atto a sfondare porte e finestre, oltre ai coltelli per colpire a morte Vanessa, che era in attesa del suo secondo figlio. La sentenza è attesa per il 9 luglio. Una notizia terribile, a soli 3 anni si è spento Andrea Silva, figlio di Jacopo Silva, presidente in passato dei giovani imprenditori di Confindustria. A causarne la morte una terribile malattia. I funerali si svolgeranno giovedì mattina nella Basilica del Carmine a Padova. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. La mattinata di paura sulla statale 14 a Fossalta di Portogruaro, un violento frontale tra 2 auto ha causato il ferimento grave di un'anziana rimasta incastrata tra le lamiere. Brutto incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 14 all'altezza del chilometro 68 nel territorio di Fossalta di Portogruaro. Erano da poco passate le 8:20 quando 2 automobili si sono scontrate frontalmente provocando gravi conseguenze. Coinvolti nello schianto una coppia di anziani diretta verso il mare e un giovane che procedeva in direzione opposta dalla Tisana verso Portogruaro. L'impatto è stato particolarmente violento e ha fatto finire l'auto della coppia, una Volkswagen, in un fossato a bordo della carreggiata. Abbiamo sentito un grosso boato, un tonfo netto, quando sentiamo questo rumore di precipitarci e vedere poi la situazione come sia. E abbiamo capito subito che c'era un qualcosa di grave, che era successo qualcosa di grave. Un mozzo della ruota anteriore di un'auto si era completamente staccato e quindi da lì abbiamo capito che c'era qualcosa di grave. Ho chiamato subito il 118 e con l'operatore abbiamo prestato subito il pronto soccorso a una coppia. La signora accusava dei dolori alla schiena. Ad avere la peggio è stata proprio la donna, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro sono intervenuti rapidamente per liberarla utilizzando cesoie e divaricatori idraulici. Contestualmente sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza supportati dall'elisoccorso decollato da Treviso. Una volta estratta, l'anziana è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri, pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La strada infatti è rimasta chiusa fino alle 11 con forti rallentamenti e disagi al traffico per tutta la mattinata. Non è la prima volta che ci capita di assistere a degli incidenti. Primo è l'alta velocità, secondo sicuramente sarà la distrazione alla guida. E poi abbiamo fatto presente che, come potete vedere anche qua sulla strada, c'è una linea continua in prossimità di un'intersezione, di un distributore. Le persone sorpassano e non si rendono conto che dall'altra parte ci possa essere una persona che si è già immesso nella carreggiata e quindi gli scontri frontali possono succedere molto più frequentemente, insomma, ecco. Vicenda paradossale a Montebelluna, sbaglia l'erogatore del carburante, 70enne se la prende con la colonnina del self-service usando addirittura una mazza da baseball. L'ha estratta, è andato con cattiveria verso la macchinetta, gli ha dato 2 colpi. Diciamo che la macchinetta al momento non ha subito danni, però a noi dà fastidio il gesto. Una violenza ingiustificata? Sì, non aveva molto senso. Perché è durato anche, sì, non tanto, è durato pochissimo. L'ha tirata fuori, ha dato 2 colpi e l'ha rimessa in macchina. Come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Non solo si è recato alla pompa sbagliata dopo aver selezionato l'erogatore, ma si è pure arrabbiato tanto da colpire più volte la colonnina self-service del distributore con una mazza da baseball in legno di 80 cm che teneva in auto. Protagonista un 70enne trevigiano, teatro della sua ira il Galoil di via Feltrina Nord a Montebelluna. Sono da poco passate le 2 del pomeriggio di domenica, l'intenzione è quella di riempire una tanica con 30 euro di carburante. Il 70enne probabilmente non si accorge che ci sono le telecamere e dentro al bar delle persone. Sul posto arrivano subito i carabinieri. Gli hanno sequestrato la mazza, gli hanno fatto un verbale. Danneggiamento e detenzione di arma impropria, le accuse per l'uomo arrivato a 70 anni incensurato. Di lui si stanno occupando i carabinieri di Montebelluna. Clienti sempre più tesi e nervosi, la fretta ormai la fa da padrona. Certo, stavolta si è superato il segno. Doveva questo a 70 anni con una mazza da baseball in macchina. Come poteva fare
qualcosa, diciamo, alla macchinetta, magari se la prendeva con una persona, boh. Intanto una rissa a suon di sassate si è registrata nel primo pomeriggio tra magrebini nel cuore del centro storico di Padova. In 3 sono finiti all'ospedale, uno è arrivato al nosocomio scortato dai carabinieri. Non si conosce ancora l'esatta dinamica né il movente di questa sassaiola, resta il fatto che in diversi hanno assistito a questa scena da Far West, non solo residenti ma anche turisti. Così dunque a Padova. A Vicenza invece le preoccupazioni attorno alla base militare statunitense. L'allerta in Italia per il conflitto in Medio Oriente è massima, in particolar modo per le città come Vicenza, che ospitano le basi militari degli Stati Uniti, obiettivi sensibili su cui si concentra l'attenzione dal punto di vista della sicurezza. La Prefettura ha disposto un controllo più serrato delle forze dell'ordine lungo le aree esterne delle caserme Ederle, Daldin e Mi8. Il Ministero dell'Interno, che ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica, conferma la massima allerta per il rischio attentati. Una situazione monitorata in continua evoluzione che non esclude ad esempio il possibile attacco terroristico improvviso di qualche lupo isolato verso le basi americane. A Vicenza sono presenti circa 12.000 cittadini statunitensi, 5.000 militari, 1.000 civili e i familiari ospitati nelle basi nel villaggio USA vicino alla Ederle. I controlli disposti dalla Prefettura non escludono in futuro la richiesta e l'impiego di ulteriori militari italiani. Una situazione preoccupante per i vicentini sotto vari punti di vista. Avendo la base qua, uno ha sempre paura che possano esserci delle ripercussioni. È proprio un disastro, potremmo vivere tranquillamente, invece c'è questa minaccia che... Io ho anche 2 figlie adolescenti, ieri hanno detto abbiamo un bunker, mamma no, ho detto non abbiamo un bunker, però c'è questa preoccupazione, questa sensazione proprio di insicurezza, di tristezza, di ansia. Vedo che hanno aumentato le forze dell'ordine, stamattina ho visto che giravano di più, per cui non posso che augurarmi che le cose finiscano in fretta col buon senso di tutti quelli che dirigono le operazioni militari. A parte poi lo scenario internazionale, anche più che altro i riscontri negativi anche dal punto di vista economico che arriveranno a colpirci senza ombra di dubbio, insomma, che anche col blocco del canale che hanno appena annunciato il petrolio andrà alle stelle, quindi sarà interessante. Beh, a parte il lato economico sarà una deformazione professionale, ma credo anche il fatto che sia una guerra che sta oscurando comunque tante altre e non si lascia, sembra tutto focalizzato su quello che è corretto, però non dobbiamo dimenticarci di tutto il resto. Per Vicenza no, sono preoccupata per il resto, per il mondo assolutamente, per i ragazzi, per tutti, per i nostri figli che lavorano all'estero. Facoltà di medicina, cambiano le regole, abbiamo fatto il punto con il preside della facoltà di medicina di Padova. Rispetto al passato noi andiamo semplicemente a posporre il test d'ingresso, che questa volta è un esame basato sulle 3 materie, ma ricordo che i celeberrimi TOLC si basavano su chimica, fisica e biologia più alcune domande di logica, perché le tanto vituperate domande di cultura generale erano già state tolte. Come nel Gattopardo, tutto cambia, perché nulla cambi. Parliamo dell'abolizione del test d'ingresso al corso di laurea in medicina, almeno secondo il presidente della scuola padovana, il professor Angelo Dei Tos. L'annunciata riforma, che porterà a Padova per il primo semestre dai 3 ai 4.000 iscritti al primo anno di medicina, in realtà pospone soltanto il test. Il primo semestre sarà un filtro per poi accedere alla scuola di medicina. Il meccanismo prevede quindi un accesso libero a questo semestre filtro in cui i ragazzi studieranno 3 materie, chimica, biologia e fisica. Il 20 novembre potranno svolgere la prima prova, che è una prova nazionale ma poi corretta localmente, e quindi cominciare a formare quella graduatoria che poi consentirà loro, in caso positivo, di accedere alla scuola di medicina, oppure in caso negativo di accedere a
forme alternative di formazione in campo sanitario, come ad esempio le professioni sanitarie. Le lezioni saranno online per permettere a tutti di parteciparvi. Nemmeno l'Università di Padova ha spazi per accogliere un numero così ampio di studenti. La scuola di medicina, per sua natura però, prevede anche esercitazioni pratiche. Non potremmo erogare invece quella parte pratica che già in questo Ateneo viene erogata nel corso del primo anno, perché è chiaro che non possiamo gestire quei numeri su sessioni che siano sessioni appunto pratiche. E questo è un problema perché la medicina non si impara solo studiando i libri o leggendo online, ma si comincia fin dall'inizio a fare un'esperienza che è teorica ma che è anche pratica. È tutto dal Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.